Cacciatori di Nissioetti. Sì, Cacciatori, usiamo un libro del Tassili che è anche disponibile online, quindi un po' abbiamo organizzato così, abbiamo mappato un po' le varie isole di Venezia, in modo che quando c'è da andare a fare Nisietti, quindi a fare registrare qualche video, sappiamo più o meno quali troviamo, conosciamo un po' la storia e se c'è appunto da portare oggetti di scena, materiale vario, ci organizziamo con Zenetti e andiamo su. Come si diventa content creator? Ed è un lavoro? È veramente un lavoro, infatti noi abbiamo fatto squadra per questo progetto e secondo me non deve essere visto semplicemente come un hobby, un passatempo, ma un impegno che ti prendi, che va oltre la tua passione, quindi che ha bisogno giorno dopo giorno di essere coltivato. E ti fa guadagnare? Il guadagno è una parte di quello che ricevi, però la soddisfazione secondo me più grande va oltre il guadagno, perché alla fine si tratta magari di cifre simboliche che coprono in parte lo sforzo che tu hai dato per completare quel progetto, per partecipare attivamente e dare il massimo supporto per questo. Continuate a ripetere che è un lavoro, però la domanda che si fanno i giovani, anche i genitori dei giovani, può essere un'occupazione per il futuro, per i ragazzi? Beh, certamente, io campo di questo lavoro e orgogliosamente dico anche in maniera molto umile, perché seleziono ciò che mi arriva. Non faccio tutti i lavori che mi vengono offerti, ma cerco di fare ciò che insomma è in linea con la mia etica, la mia persona, la mia figura. Quindi io ci campo umilmente per una scelta personale, io insieme alla mia collaboratrice Francesca Covolan, che io chiamo simpaticamente manager, per non prendermi troppo sul serio. Certo, c'è chi lo fa in un modo questo lavoro, c'è chi lo fa bene, chi lo fa male. Io penso di farlo bene, lo dico a gran voce, visto che dedico tanto tempo, sacrifici e impegno in questo.